L'assessore Giorgetti, cosa c'entra l'urbanistica con i lavori pubblici e l'energia? Beh, c'entra molto perché evidentemente regole certe sulla gestione del territorio poi condizionano anche le opere pubbliche e soprattutto le infrastrutture energetiche. C'è in Veneto un tema che è alla ribalta in questi giorni, quello dei nuovi elettrodotti per portare energia a prezzi convenienti e ottimizzare la nostra rete elettrica. Questi provocano proteste e quindi dare una certezza su che tipo di interventi, dove verranno fatti, questo serve per le imprese e serve anche per i comuni per dar certezza alle persone e alla gente. Tutto il tema poi delle energie rinnovabili, ad esempio pannelli fotovoltaici, in quali zone, con quali limiti, ecco anche questo è un tema d'attualità che la revisione del PTRC servirà appunto a dare certezza anche agli investitori, forse anche per dirgli di no, almeno sanno che è inutile perdere tempo.